Cibo, tu diventa bello ogni cosa, dietro in una scatola rosa, ci stringiamo e diventiamo bambini, tu che scappa e io devo cuscine, mamma mia si sta appiccicata, non domanda manca si ha mangiato, d'indovetta è meglio che non ti tocca, e non si fuma in da stanzietta. Buonasera a tutti e quanti complimenti abbiamo ricevuto tutta questa settimana, perché tutti sono curiosi, vogliono sapere ma tu per tu finisce? Sì, siamo arrivati alla 13ª puntata e terminiamo proprio col botto, bam! Sì, siamo più esplosivi che mai questa sera, anche perché siamo contenti di ospitare veramente un personaggio storico, un artista, c'è da dire a 360 gradi, sì, lui racconterà un po' di storia della nostra Napoli classica, contemporanea, un po' di aneddoti, poi vedremo tante sorprese, però ragazzi, amici da casa, lasciatemi presentare il mio compagno di viaggio, lui, Antonio D'Addio. Professore, buonasera. Buonasera, ciao Ida. Hai detto bene, 13ª puntata, il 13 è un numero che porta bene, ci fermiamo per il momento per questa prima edizione a 13 puntate, ma comunque diciamolo alle nostre amiche e ai nostri amici che riprenderemo a ottobre questo secondo ciclo, ma intanto da martedì prossimo partirà una nuova puntata, un nuovo programma di cui vi parleremo dopo. Come diceva Ida, tanta stampa ci ha seguito in questo periodo e quindi noi ringraziamo Roma, Cronache di Napoli, ma ringraziamo anche Lo Strillo e Casoria 2 che ci hanno veramente coccolato con questa trasmissione, regalandoci degli articoli ogni settimana. Ma noi prima del grandissimo ospite... No, ma io lo ospite... dico proprio con gli occhi che sorridono, perché veramente ci sono stati vicinissimi in questa lunga avventura. Ci sono tanti artisti che prenderanno parte del nuovo ciclo di A Tu per Tu a partire da ottobre, grazie sempre all'ausilio del nostro editore Angelo Cero, il direttore artistico Renato De Carmine, perché vogliono, ecco, una ventata nuova di belle cose, di belle sorprese, soprattutto sorprendenti, quindi io e Antonio D'Addio ci saremo da ottobre con A Tu per Tu, però da martedì vedrete Miti e Meteore, poi prossimamente tra qualche giorno vedrete proprio apparire sui vostri schermi sempre a Partenope TV lo spot, sì, la pubblicità. Chi saranno i personaggi di Miti e Meteore? Lo scoprirete tra pochi giorni. E sarà una cosa molto molto curiosa, mamma mia, molto simpatica, ma soprattutto innovativa. Noi vabbè, partiremo con la prima puntata, sì, poi sicuramente ci copieranno e quindi in altre trasmissioni vedranno le nostre copie, ma va bene così, essere copiati... Sei grande Antonio, volevo che lo dicessi tu, visto che sei sempre in silenzio, silenzioso, quindi ecco qua. Essere copiati fa bene. È una bella cosa essere copiati, sì, vuol dire che comunque la cosa sta andando bene, piace sempre più, quindi prendono proprio spunto, si ispirano proprio ad un nostro format. Vabbè, lasciamo stare le cose e saluto come sempre la stampa che ci segue in ogni nostro cammino e discorso televisivo, però ecco, colleghiamoci un attimino con la nostra amica scrittrice Nunzia D'Aniello. È pronta? Direttrice proprio di un giornale online. 41esimo Parallelo, sì. Vediamo se è pronta. È pronta, è pronta. Regia. Comparirà, adesso comparirà sui nostri schermi. Ma anche perché ha scritto il libro nero su bianco, ci sarà anche il continuo di questo libro, chissà quante cose ci dirà in 10 minuti, ci svelerà veramente tante belle cose. Ringraziamo anche la Voce di Napoli in questo momento in collegamento con noi in diretta a Facebook. Ciao Bruno Cirillo, vediamo se ce l'abbiamo. Aspettiamo le domande degli amici della Voce. Eccola, Nunzia! Sì. Ciao! Ciao Nunzia! Ma quanto sei bella! Ma sei bellissima! Grazie, mai quanto te! Ma dai, che siamo amiche e siamo entrambi sulla strada giusta. Ci ha portato tanta fortuna io ad incontrare un ottimo conduttore Antonio D'Addio, ad incontrare poi te Nunzia D'Aniello, brava persona, bella, solare, intraprendente, poi col tuo libro, dai, hai fatto parlare veramente tutti. Ma noi vogliamo sapere dove stai, da dove ti sei collegata? Adesso dall'ufficio, come puoi notare. Sì, infatti lo vediamo. Raccontaci prima del libro, perché noi abbiamo un appuntamento con gli scrittori, però raccontaci di questa nuova avventura di direttrice di giornale. Allora, questa avventura è nata diciamo un anno fa effettivamente, questo giornale, il 16 febbraio del 2020, è stata più che altro una scommessa fatta dall'editore col quale mi ci sono tuffata in pieno e è nato 41esimo Parallelo da Napoli a New York.
e diventiamo effettivamente a distanza di un anno una testata registrata, quindi un traguardo raggiunto in un periodo brevissimo rispetto a quello che ci avevano detto, perché fin dall'inizio ci avevano detto che comunque ci volevano almeno 3 anni. Ce ne abbiamo messo uno, grazie sempre, lo ripeto, all'editore che non ama molto essere nominato, ma lo nominiamo lo stesso, poi mi beccherò io magari qualche romanzina, che è Pietro Cassio, il quale ringrazio per tutte le possibilità che ha dato a me, ma anche alle mie colleghe e a tutti coloro che ci hanno aiutato per fondare questo giornale. Quindi ce l'abbiamo fatta nonostante tutto e siamo avanti. Ecco, nonostante questo periodo, questa pandemia ancora in vigore, tu accresci sempre più nuove cose, curiosità per tutti i lettori e di questo veramente da amica ne sono fierissima. Sappilo. Ma vogliamo anche dire a tutti quelli che ci guardano che per fortuna sono numerosissimi di cosa si occupa il giornale, cioè avete varie rubriche? Sì, allora siamo un quotidiano online a tutti gli effetti, come potete già intendere dal nome, 41esimo parallelo, da Napoli a New York, quindi ci occupiamo sia di quelle che sono cronache, attualità, sport, di tutto quello che riguarda ovviamente la regione Campania in primis, ma anche sul nazionale ci siamo e con uno sguardo verso USA, quindi New York, proprio perché il parallelo intende questo, no? Siamo esattamente sullo stesso parallelo, l'altra sponda. E poi facciamo anche, diamo uno sguardo al passato, nero su bianco, hai scritto questo libro, questo treno senza direzioni, guarda, è stato veramente bello anche poterlo presentare all'interno di qualche libreria dove siamo state insieme Antonio, quindi l'abbiamo presentato, quindi ho captato veramente tante belle cose, lei senza timori che racconta veramente storie di 5 donne, ricordo bene? Esattamente, diciamo che c'è la protagonista che prende questo treno, quindi un viaggio per tornare a casa e in pratica incontra 4 donne più un uomo, quindi queste vite che si intrecciano, no? E nel raccontarsi, come spesso capita, a volte è più semplice raccontarsi con delle persone strane piuttosto che con chi è più vicino, quindi nel raccontarsi trova similitudini per quello che sta vivendo lei stessa, che è Irene. E nasce questo viaggio, che è un viaggio fisico in questo treno, ma è anche un viaggio interiore, no? Verso quello che è il proprio destino, la propria meta. Tutto quello che nella vita accade per caso, poi Antonio. E ci sarà un continuo, ci sarà una seconda parte di questo libro? Assolutamente, non è un continuo ma è una trilogia e a breve uscirà il secondo volume che è Sbaglia Matini e poi ce ne sarà un terzo. Diciamo che ci siamo un attimino bloccati a causa della pandemia, però ce l'abbiamo fatta. E quindi tornerai a presentarli questi libri? Assolutamente, tornerò a ripresentarlo, adesso stiamo rilanciando appunto Nero bianco che ce l'ho qui, quindi eccolo qua, lo stiamo rilanciando proprio perché penso nel giro massimo di un paio di mesi ci saremo con il continuo che è Sbaglia Matini e quindi è sempre la storia di questa donna Irene che poi vedrete insomma. Vabbè, lo scopriremo sicuramente, ma da cosa è dovuta questa luce raggiante? Io ti vedo diversa, gli occhi che brillano. Ho gli occhi che brillano, non so, forse quando raggiungi finalmente degli obiettivi, no? Quindi quando nonostante tutte le difficoltà, tutte le situazioni raggiungi degli obiettivi e quando incontri sul tuo tragitto qualcuno che crede in te, questo ti porta poi a essere, forse in pace, diciamo così, soddisfatta. Ma prima di salutarci noi siamo sempre curiosi e quindi vogliamo un po' sapere Nunzia D'Aniello, che cosa metterebbe proprio nero su bianco? Metterei nero su bianco i sentimenti. I sentimenti penso che siano, almeno per quello che abbiamo vissuto, no? Anche in quest'anno di pandemia e che speriamo che finisca presto e che davvero si arrivi alla fine.
E quello che abbiamo secondo me riscontrato è proprio questo, il valore dei sentimenti. Ti accorgi quanto tutto ciò che abbiamo è utile, ci serve, è indispensabile forse in alcune circostanze, ma quello che resta sono sempre i sentimenti, no? E quindi l'amore delle persone, di chi ci circonda, la voglia di stare insieme. È stato difficile, io lavoro col web, quindi sono un po' abituata, diciamo, a stare dietro un computer, però effettivamente è mancato il rapporto, il legame, il contatto con le persone, e questo penso che sia nell'incubo della pandemia, penso che questa sia stata una buona cosa da ritrovare. Nunzia, ma tu hai voglia di rivedere qualcuno in particolare? Io? Sì. Sì! Antonio, piano di abbracciarci perché è un anno, che non ti vedo, e quindi sì. Quante cose sono cambiate, Nunzia, quante cose dobbiamo raccontarci. Appunto. Arriverà questo momento, arriverà. Figlio, tra l'altro. Devi abbracciare il mio pupo, non l'ha proprio visto, Nunzia, mannaggia, maledetta pandemia, maledetto mostro invisibile. Vabbè, aspettiamo che Arriverà tutto presto passi. questo momento, ci riabbracceremo proprio a breve. Nunzia, dai qualche consiglio per i lettori e poi terminiamo, dai. Qualche consiglio per i lettori in generale, al di là di quello che è il mio libro, il lavoro che faccio, penso che effettivamente quello che ci dà vita è leggere, perché leggere dà la possibilità di acculturarsi, di essere comunque sempre informati e di avere poi delle proprie idee e costruire la propria identità. Quindi leggete, leggete, leggete. Magari se leggete nero su bianco È meglio, sì, è meglio. È meglio nero su siamo bianco. contenti, però leggiamo di tutto. Molto Grazie. interessante come libro. Salutiamo Nunzia D'Aniello. Grazie, Nunzia. Grazie Grazie Nunzia. a voi, buona serata. Grazie. Ti vogliamo Ciao bene. Nunzia. 41esimo parallelo. Sì, Quindi da domani seguite. leggete e seguite questo giornale online. Ma adesso invece, come ho detto prima, chiudiamo proprio con... Chiudiamo in bellezza, ormai tutti i giornali l'hanno già detto, la L'hanno già pubblicità detto. social l'abbiamo fatta, quindi sappiamo chi sta per entrare, però consigliamo al maestro che sta Sì. girando di mettersi lì, perché noi abbiamo questa abitudine da qualche puntata Sì. che il nostro ospite viene presentato da un amico o da un'amica Sì. del nostro ospite, quindi vediamo stasera se appunto il maestro si mette lì, può seguire chi stasera presenterà il nostro ospite e poi ve lo presenteremo anche noi. Scopriamole insieme, vai. Ciao Antonio, e che dire di te? Grande artista, grande attore, grande uomo bellissimo, generosissimo. Tu mi hai insegnato la cosa più bella della vita, la generosità artistica e umana, che si può anche comunque apprendere con gli anni. E io quando ero molto giovane, piccolina, ragazzina, alle prime armi, in ogni festa, in ogni, diciamo, un tuo concerto, dove sulle cerimonie, sulle feste, diciamo, dove c'era anche la posteggia, no? All'epoca si facevano tantissime, in una giornata si facevano tantissime cerimonie, feste di piazze. E io, essendo alle prime armi, giovanissima, una ragazzina proprio, lui in ogni posto che stava, se io arrivavo dopo di lui, cioè essendo che comunque lui faceva quasi un concerto su una festa privata, no? Con l'orchestra, con i suoi musicisti, c'aveva una band, un gruppo, diciamo, sai, dovevano montare batteria, pianoforte, tutti degli aggeggi, le cose. Lui invece, nel frattempo che magari si faceva questo, si montava e tutto, lui era così caro, sapendo che comunque io ero diciamo la cantante giovane insieme agli altri anche comunque che cantavamo, diciamo, tra virgolette, tra i voti della giornata, no? Cioè, finché arrivava un big, il big usciva sempre alla fine, oppure se il big andava di fretta usciva anche, diciamo, all'inizio della cerimonia. Ognuno voleva che il suo big si esibisse, diciamo, alla fine della cerimonia, alla fine dei concerti e tutto. E quindi lui
sapendo che comunque io facevo quelle 2 o 3 canzoni, 4 canzoni, generosamente mi faceva uscire prima a me per non farmi perdere altre serate. E poi ho avuto l'onore e il piacere di fare la festa di Montevergine con lui, un grande spettacolo di Raffaele Viviani insieme a grandi artisti. È stata una cosa molto bella, e recitava anche mia figlia Deborah, e è stata molto bella, è stata un'esperienza bellissima. E poi vabbè, tu sei un cuore Napoli, cioè, sai che mia mamma ti adorava per quella tua canzone che spacca tutto, quella la napoletana che parla di Napoli, e ti voglio un mondo di bene e sei un miracolo della natura. Siamo Valentina Stella e è lui il è il cuore cuore di Napoli. Il cuore di Lo Napoli lo presentiamo teniamo qua stasera. Antonio Bonomo, maestro. Antonio Bonomo, Ma che piacere, Salve. mamma mia, Che- averti qui con che noi. Ciao, viene nella carissimo. nostra trasmissione, che ci fa veramente il piacere è piacere. mio. È il piacere di terminare proprio con la storia di Napoli, dai, un'altra ventata, abbiamo avuto i giovani, poi ci sarà comunque il seguito da ottobre, come abbiamo detto prima, con altri esponenti della canzone partenopea. Ma ci Però piaceva chiudere con lei. ci piaceva così, maestro. Grazie. Veramente Grazie di a cuore voi, per grazie essere a qui. voi. Questa presentazione le è piaciuta? Sì, ma figurati, mi ha emozionato perché io non sapevo niente, assolutamente non so niente. E vedendola dico, oddio mio. Maestro, ma ci saranno ancora Tante tante sorprese, accomodiamoci perché la tante serata è sorprese. lunghissima. Quindi Dicevo qua, vicino a sì, voi, certo, qua. al centro di tutto, al centro delle case, perché saranno Questo tanti qua a lo seguire mettiamo questa un attimo puntata. sul- Sì, maestro, Ecco prego. qua. Anche perché dobbiamo chiamare anche il maestro Nunzio Ricci, Sì. che farà parte di A Tu per Tu insieme a Bravo, Antonio Bonomo, Nunzio. lo accompagnerà in tutti i suoi live, perché giustamente A Tu per Tu, amici cari, live A Tu per Tu. Se non facciamo i live non sarebbe A Tu per Tu, o no? Allora adesso Noi ricordiamo anche che tra un Ricordiamo, po' sì, arriveranno sì. le domande dalla Voce di Napoli, perché ci stanno seguendo in diretta anche sulla pagina Facebook. Tra un po' Bruno Cirillo, che ringraziamo, ci invierà delle domande che il pubblico fa da casa, quindi vivremo momento per momento Benissimo, sì, tutta sì. questa puntata. Sarà una bella cosa secondo me. sì, perché noi Sono trasmettiamo contento. emozioni al pubblico, il pubblico poi lancerà dei messaggi improvvisamente tramite la pagina La Voce di Napoli, dove anche tu sei presente sempre con video, messaggi, commenti, e Bruno Cirillo sa quello che dovrà fare tra poco. Però arriva il momento delle domande, qualche domanda e poi subito in live. Sì, Assolutamente sì. sì, perché vogliamo ascoltare Antonio Bonomo. Vi ho detto prima, A Tu per Tu, gli ospiti saranno proprio accerchiati, saranno proprio sotto le nostre grinfie, come si suol dire, Antonio, è vero? Anche perché l'artista si deve scoprire in modo naturale tra aneddoti, passioni, canzoni. Cosa hai fatto durante questa pandemia, Antonio? Ecco, ti lancio Niente. subito questa domanda. Niente proprio? Niente proprio. Si è riposato un po'. Ci siamo riposati un po', naturalmente, speriamo che passi presto questa pandemia, perché è chiaro, siamo stati fermi tutti quanti, spettacolo, cinema, teatro e tante altre cose, anche perché per esempio io e la mia compagna Luciana avevamo aperto una bella trattoria, insomma abbiamo avuto solo il momento in cui all'inizio l'abbiamo aperta, abbiamo fatto tutta nuova eccetera. Ma a e, breve insomma, riapriremo. A breve a breve riapriremo. dovremmo riaprire un'altra volta, speriamo. A breve mangeremo in trattoria e ci facciamo Siete pure una cantata in invitati, trattoria, siete vai! invitati. E guarda caso la trattoria appunto si Sì. chiama proprio, ho dato il nome di Hai una centrato. bella canzone che ho cantato io insieme al grande maestro mio Sergio Bruni, e la trattoria si chiama appunto Nabruna. E solo per questo bisogna andarci, perché già proprio il nome è la storia di Napoli. Poi una La- Bruna Luciana, che è una Bruna, io sono una Bruna, siamo tutte brune. Vabbè. È stato Antonio, difficilissimo recuperare un po' tutta la discografia, però Sì. noi abbiamo fatto un po' di ricerche. Ma voi siete così bravi a fare abbiamo, queste ricerche. abbiamo visto un po', non c'è tutto, però ripercorriamo un po' qualche successo con delle copertine.
Sono mia, soltanto quanta discografia. pochissime. Mamma Sono mia, che poche. bella. Pochini, È pochini. bella pure quella foto. Quale? Questa foto Sta qua. dietro di noi. Questa Ah, qua ok, che sta ti dietro piace? di noi, sì. Mi ricordo. Sei molto espressivo è in questa foto. Sì, infatti è una foto presa su una scena di un film che ho fatto, Amore e Malavita, dei Manetti Bros. Io con Giampaolo Morelli, Sì, appunto, un grande la successo, brava sì, Serena attrice Rossi. Serena Rossi, eccetera. E niente, io ero lo zio di Giampaolo Morelli, e, insomma. L'abbiamo È seguito stata una anche bella- perché una oltre bella a te esperienza, maestro devo c'erano dire. comunque altri Un'esperienza colleghi, altri esponenti della canzone Ma napoletana, un però film, ecco. un film che è andato Lui benissimo. Sì, appunto, sì, anche, sì. anche un altro film, abbiamo fatto non soltanto questo qua, il primo è Altri. stato Songhenapolo. Songhenapolo. Sempre dei Manetti Bros. Sempre con i Manetti Bros, girato tutto nel quartiere Scampia, Scampia, sì. che naturalmente io saluto un po' di tanti amici di Scampia, fummo accolti in un modo straordinario, devo dire la verità, e facemmo questo primo film Songhenapolo, insomma. Siete andati in giro anche a vari festival? Sì. E quindi i Manetti Bros sono delle persone straordinarie, e ho avuto veramente delle belle esperienze con questi Ma due fratelli. tante altre ancora di esperienze. Ma a ci sono proposito nel di questo bagaglio. film che lei ha citato, vogliamo sentire ascoltare un altro saluto? Un altro saluto. Sì, Che le Vediamo, mandano? vediamo. Certo, Sentiamo, Vediamo. ascoltiamolo. Ascoltiamo. Antonio, sono Serena Rossi, spero di arrivare in tempo con questo messaggio, ma è stata una giornata molto frenetica. Volevo salutarti innanzitutto, dirti che ti voglio bene, che sei sempre nel mio cuore, ma non solo nel mio, in quello di tutta la mia famiglia, ricordando nonno Peppe e tutte le meravigliose avventure che avete vissuto insieme e tutto l'amore che c'è sempre stato da parte nostra nei tuoi confronti e viceversa. Volevo farti un in bocca al lupo grandissimo per tutti i nuovi progetti che ti aspettano, ne uscirai vincitore come sempre. Ti voglio bene, Anto, un bacio. Un bacio pure a te, Ma Madonna, quanto che è bella bella e sorpresa. dolce, Serena, Madonna. anche la mamma, la Carnale, stessa cosa, carnale legata proprio, eh? Sì, a perché Luciano. Serena, anzi la mamma di Serena, Sì. io l'ho vista piccolina, come per esempio la nonna, Sì. la nonna pure è la moglie di Peppino Palumbo, il nonno di Serena. Naturalmente mi voleva bene come un figlio, io lo ricordo ancora, lo porto nel mio cuore. Peppino mio, mi ha dato un sacco di successi, un sacco di canzoni belle, e naturalmente insomma era una famiglia straordinaria che io ho voluto tanto bene. Anche la mamma di Serena Rossi l'ho vista piccolina, e quindi sono contentissimo, mi batte il cuore forte. devo Ok, dire la calmati verità. adesso perché dovrai affrontare un live. Sì, rompiamo il ghiaccio con un rompiamo primo immediatamente live. il ghiaccio. Sì. dai. Che Va bene. cosa ci regala stasera? Allora, un primo live è proprio una canzone proprio quella lì che hanno inciso parecchi neomelodici tra le altre cose, ed è proprio... Ma posso dire una cosa al riguardo, se non la dici te? Non è una scatola rosa, ma ti amo troppo magari! Ecco, ti amo troppo, puntini, magari. Memorizzate bene il titolo, perché scatola rosa, lo dico in napoletano, non si possono dire, ok? Scusami maestro, ma... No, ma è così, mi dovevo assolutamente. sfogare su questa cosa, amo le cose giuste. La cantiamo? Ok, la cantiamo subito. Nunzio Ricci, prego. Prendo un attimo il microfono. Prego. Ce l'hai? No, dico, tutto a posto, tu. Ok. Ok, tutto bene maestro? Sì, sì. Perfetto. Magari fossi quello che tu dici, un uomo vero, di quelli con le palle, e mica mi girassi le spalle in discussione, ti facessi avere sempre ragione. Io sono un buono e tu te ne approfitti. Faccio un buffone per te fare sta zitta e accetto di dormire nel salotto perché si perde a te. Mi faccio sotto. Magari fossi quello che tu dici, non fosse un vigliacco, fosse pazza, non mi perdessi a volo sta occasione. Io ti butto a sabascio sul balcone. Facendo questo discorso il sangue bolle. Secondo me sei tu che c'hai le palle. Che carattere brutto che tieni e non cambi mai.
mi fai essere tutto e nessuno se vuoi, ma chi si cava forza comanda sta vita mia, si te lascia giussaccia te venga a pigliare, quante donne che ho avuto non mi ricordo più, saccia solo che allora cercavano a me. Maledetto quel giorno che t'ha presentato tu, ti guardavo speruto, ci amorevo per te. Sì, ma tu diventa bello ogni cosa, niente in una scatola rosa, ci stringiamo e diventiamo bambini, tu che scappi e io ti porto cuscino. Mamma mia, si sta appiccicato, non domanda manca si aggia mangiare, l'indolio è meglio che non ti tocca e non so fumare in da stanza niente. Ti amo troppo e per questo che non mi ribello mai, quando posi mi piaci ti faccio papà, anche se ti ho scordato ho paura di perderti. Fa passarsi vent'anni, però a buscare. Sì, ma tu diventa bella ogni cosa, niente in una scatola rosa, ci assimi e diventiamo bambini, tu che scappi e io ne voto cuscì. Mamma mia, si sta appiccicato, non domanda manca si aggia mangiare, l'indoli è meglio che non ti tocca e non so fumare in da stanza niente. Ci appiccichiamo, sì, a me lo ci sta l'occasione, basta, l'occasione. Mamma mia, che Grazie. consolazione davvero! E poi è ascoltare questa canzone è bella. Ma quanti anni ha questa canzone? Sì, c'ha parecchi anni, devo dire la verità. 30 anni su per giù. Sì, una trentina, quasi 30 anni. Trattatela bene per gli altri, eh? Però l'hanno incisa un sacco Sì, di lo so. neomelodici e questo mi fa piacere tantissimo. Qualcuno avrà anche detto che l'aveva scritta lui, questa canzone. Ma perché vi appropriate delle cose che non Cambiando sono anche il vostre? titolo, no? Che si intitola Ti amo troppo, puntini magari. Tutti quanti la chiamano a scatola rosa. È quello che ho detto prima, maestro. Vabbè, Però intanto stanno diciamo è arrivando le bello, no? domande. È È bello. un segno di omaggio che sì. tutti quanti, Anzi, molti altri io la cantano. vorrei anche ringraziare colui che ha scritto il testo di questa Vai. canzone, che è Enzo D'Agostino, che io mando un bacio. Ciao, Enzo. D'Agostino. E niente, quando diciamo così, il cappelletto l'ho scritto io un giorno che tornavo a casa mia stanchissimo quanto mai per tanti matrimoni che si facevano all'epoca, sai, no? Tiemba belle una volta. Ecco, Tiemba belli una volta. Arrivato a casa, niente, erano le 2, le 3 di notte, eccetera. Dico, vabbè, mo mi prendo un po' di whisky, una cosa, tanto per riposarmi un po', eccetera. E mi ricordo che avevo qualche mese prima ero andato al Club 87 ad ascoltare un grande personaggio e automaticamente questo personaggio era grandiosissimo. Califano. Il grande Califano. E allora niente, ebbi l'occasione di conoscerlo, sempre dietro, sai, certe cose che, sai, lui stava pigliando la sedia, la stava mettendo vicino al muro perché aveva finito di cantare, naturalmente io stavo passando, volevo anche salutarlo, eccetera. Allora lui mi disse, ma che fa? Mi passi davanti, ma che fa?
e dico no, scusa Franco, io sono venuto a sentirti così, anzi sono felice, non ho fatto niente di straordinario, e vabbè va, allora disse adesso Aveva questi atteggiamenti, datti sì, una lo so. calmata, Ho eccetera. avuto modo di conoscerlo anch'io, quindi Ecco. conosco i suoi atteggiamenti, conoscevo. E ecco. quindi niente, poi prendemmo il caffè insieme, vabbè. insomma prima andammo a mangiare insieme, eccetera, e nacque una bella amicizia, devo Ti dire. la verità. scopristi un'altra persona. Sì, sì, una bella. E niente, mi ricordai di questa cosa, allora mi sedetti era tardi, l'ho detto già prima, e mi venne in mente appunto Franco Califano e io scrissi magari fossi quello che tu dici, un uomo vero di quelli con le palle, eccetera. E insomma poi è stato un grande successo e sono veramente contentissimo di questa cosa, insomma, di questa Antonio, sì, infatti ti ringraziamo. Noi vorremmo fare una selezione riguardo i tanti messaggi che stanno arrivando perché abbiamo veramente tante sorprese. Voglio ringraziare ancora una volta Bruno Cirillo che ci è stato tantissimo vicino in questa lunga avventura di A Tu per Tu in queste 13 puntate. Adesso è vicinissimo Bruno. a te Antonio perché ci sono domande che io non esito proprio, devo leggerle. Leggiamo. Devo leggerle anche perché sono molto interessanti. Allora, c'è Amedeo Fabi, scrive: ciao maestro, ho sempre avuto una grande stima per voi sia come cantante che come attore. Un saluto al grande Antonio Daddio e da piccolo. Grazie. Gelsomino Lodice: ciao, tanti saluti da Monaco di Baviera. Per noi qui lui rappresenta la musica partenopea e ci porta indietro nel tempo come se non fosse mai passato. Grazie. Antonio da Portici: lei che ha fatto la storia della musica napoletana, come si sente nelle vesti di attore? Quali sono le sue emozioni quando canta e quando interpreta un personaggio? Ma dipende dal copione, insomma, per quanto riguarda il cinema, e dipende anche da quello che scrivono quando si fa teatro, tra le altre cose, no? E allora tu devi mettercela tutta nello studio e tra le altre cose con la punteggiatura, perché è così che si capisce l'espressione, attraverso la punteggiatura. E insomma è così. È che così, devi medesimarti Certo, bene nella parte, la devi studiare, fino a che non entri proprio. Innanzitutto la punteggiatura, è difficile, e poi sì, dopo quello sì. puoi interpretarla attraverso la punteggiatura. È così che l'espressione esce attraverso appunto la proprio lo studio punteggiatura. Del ruolo, sì. Poi c'è Pasquale: come fa ad essere così umile sapendo che è parte della storia della musica partenopea? Ma è possibile che oggi per qualche visualizzazione in più si sentono i padroni della musica? Cosa ne pensa di questa? Hai centrato questa E domanda. voglio anche aggiungere che sta nell'enciclopedia della canzone napoletana. Ben quindi... detto Antonio, bravo. Ma essere umili è bello, straordinariamente bello, però per i tempi che corrono adesso... Ma lo fai troppo Antonio tu, troppo. E questo è forse sono Tu sei stato così. troppo umile. Sei fatto bene, se avessi avuto, se mi fossi, se sei una poco coppo piedistallo così, Bravo. probabilmente insomma avrei avuto più rispetto più che altro. E ho avuto a che fare, grazie a Dio sono stato fortunato, ho avuto a che fare con i grandi della canzone napoletana, tipo il grande Mario Abbate che mi ha fatto da padre, il grande Sergio Bruni, e poi ho vinto un festival di Napoli con il grande Giacomo Rondinella, che figurati, Bravo. quando vincemmo il festival di Napoli nel 1968, lui tornava dall'America, figurati il fisico di Giacomo Rondinella: abbiamo vinto Antonio, abbiamo vinto, io Maronna, un salcerello, un fisico straordinario. Bene, insomma ci sono dei ricordi straordinari. Degli aneddoti belli. Aneddoti bellissimi, belli. E devo dire la verità, non lo so se adesso è diciamo così, si porta io sono sempre d'accordo che l'umiltà è la cosa più bella. Io dal grande Sergio Bruni ho avuto un consiglio moltissimi anni fa che disse: guarda, il palcoscenico è una cosa straordinaria, la responsabilità è tua, davanti a te non c'è nessuno, dietro di te non c'è nessuno, il cuore è tuo attraverso l'espressione di quello, di tutto ciò che canti o che interpreti, eccetera, e quindi tu là sopra sei Antonio Buonomo. E io ho sempre portato avanti questa cosa bella, ho sempre detto che ecco, così là fuori mi chiamo Tonino Buonomo
e sul palcoscenico purtroppo devo Sei stato chiamarmi, sempre, sei amico devo di tutti. dire, sono Antonio Bonomo. Perché se fossi stato sul piedistallo, forse a quest'ora, in questo momento, non avresti avuto tutto questo bene e affetto da Questo parte è di tutti i il colleghi. segreto del È il segreto del successo, sì, successo. proprio l'umiltà. Ultima domanda Sì. e poi passiamo al live, Sì. Antonio. No, passiamo a un'altra sorpresa e poi al live. Sorpresa, ok, perfetto. Allora c'è Gianni Perchinunno, ha appena parlato di neomelodici. La differenza tra i neomelodici di ieri e oggi? E qua ci vuole una puntata per rispondere. A miti e meteore, da La martedì. differenza, ragazzi, non lo so, c'è una grande differenza, appunto perché se uno decide, oppure si accorge qualcuno, un maestro, un familiare, eccetera, che canta bene, ha un bel tono di voce, eccetera, non bisogna assolutamente, ecco, diciamo così, correre subito a fare il disco e scegliere canzoni che non hanno senso, tra le altre cose, eccetera. No, bisogna comunque, ragazzi, studiare la canzone classica antica innanzitutto, proprio per farti un'esperienza della nostra canzone che ha varcato gli oceani senza mezzo di trasmissione, cioè la canzone classica antica, come tipo per esempio Fanessa vasce padrona crudela, e quindi e poi naturalmente la canzone classica contemporanea, le canzoni festivaliere che insomma hanno fatto tanto successo, tra le altre cose. E però adesso le cose sono un po' cambiate, ci sta l'arrivismo, non lo so. Insomma, Maestro, ma vogliamo raccontare pure a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa l'aneddoto che mi ha raccontato in macchina a proposito di Fenesta Vascia? Sì, Fenesta Vascia è una canzone naturalmente antichissima, non si sa nemmeno quando sia uscita, nel 200, 300, 400, 500, non si sa. Poi all'improvviso naturalmente c'è sta una canzone siciliana che si intitola Sospirando. E guarda caso, questa canzone, allora Fenesta Vascia inizia Fenesta Vascia padrona crudela, mi voto e mi rivoto sospirando, passo le notti intere senza sonno. Quindi voglio dire, Fenesta Vascia padrona crudela, quando sospira mi ha fatto gettare. Quindi allora c'è stata È un ingranaggio proprio questo. sì, Bello, sì, bello. sì. Allora, è arrivato il momento, sì. Qualche altro amico che insomma vuole mandare dei saluti al maestro, e sono i saluti numero 1. E insomma, cosa dire? Antonio Bonomo, con Antonio Bonomo non posso che andare d'accordo, perché siamo colleghi, che abbiamo tutti e due un caratteraccio, un carattere difficile. E allora con un collega di carattere difficile, io forse d'accordo. Cosa dire di Antonio? Antonio è un dilemma, ci conosciamo da una trentina d'anni, ma mi ha sempre procurato mi sono sempre fatto una grande domanda su di lui da quando lo conosco. Non ho mai capito se è un grande cantante o un grande attore. Le due cose si bilanciano, si superano a vicenda continuamente. Non saprei decidere se amare il cantante o amare l'attore. Siamo stati artisticamente amanti, siamo due amanti che non si sono mai sposati praticamente, perché presi ognuno dalle sue cose, non siamo mai riusciti a mettere insieme un progetto, una canzone. Ci abbiamo provato una volta, poi è andata come è andata, ma insomma prima o poi bisognerà comunque concludere, non si può essere amanti tutta la vita, insomma, bisogna pure poi andare all'altare prima o poi, e io spero di andare all'altare prima o poi con Antonio, magari con una bella canzone. Che ne dite? Antonio, fai il bravo, in bocca al lupo per tutti, auguri.
Ciao Antonio, come stai? Sono passati ormai più di 2 anni dall'ultima volta che ci siamo visti. Ti ricordi, eravamo a Lecce sul set dell'Alleanza? Oh, che risate che ci siamo fatti, vero? Antonio, ti devo dire che per me è stato un onore lavorare con te. Spero di poterlo fare al più presto di nuovo. Ti voglio un mondo di bene, ti auguro il meglio e non aspetto altro che riabbracciarti. Un salutone, ciao Antonio, ti voglio bene. Il sodalizio artistico lo devi fare con Bruno Lanza e anche con Max Bellocchio. Una Beh, canzone, film e l'altra canzone. Dai, madonna, che, Ciao a tutti che e due, emozione. vi Ciao adoro. ragazzi, un bacio da parte mia, grazie, siete veramente straordinari, sono contento e anche emozionato tra le altre cose. Devi vedere dopo. Ma vabbè. devi vedere cosa ti aspetta, la serata è lunga. Ancora? La serata è lunga. Ancora, dice ancora. Però ti vogliamo sentire anche cantare dal Vai. vivo. Va bene, come no. Regalaci un'altra perla. Maestro, che cosa vogliamo cantare? Vai, consultiamo il maestro Ricci. Tutto in diretta, tutto live. vogliamo Ci cantare? dicono dalla regia che è pronto, buon compleanno. Sì, va e bene. allora Ok. facciamo buon compleanno a proposito, Sì. che volevo dedicare naturalmente alla nonna di Serena Rossi, la moglie del grande amico mio, buonanima Peppino Palumbo, che devo dire mi ha cresciuto proprio pure a me, devo dire la verità, e a tutta la famiglia di Peppino Palumbo e naturalmente alla grande Serena Rossi. E allora ce Ce lo l'ascoltiamo. guardiamo, Buon vai, ce compleanno. l'ascoltiamo. Oggi 31 è un compleanno tuo, tiene 20 anni che vuoi chiudere la vita, per te è una festa, per me è una ferita, aperta un anno e non si può sanare. O compleanno tuo, ci siamo appiccicati tutti e due, fui proprio un anno fa, e o compleanno tuo, e mo vorrei fare pace, amore mio, non posso più aspettare. Per discoteca vai, girando la sera, insieme ai compagni tuoi, da quinta C. Non te ne duone gasto, sceme cuore, non si rassegna chi anni invita a me. E o compleanno tuo, fammi sentire che ancora sei da mia, ritorna che non viva senza te. Sono sciatata in peressa stamattina e ci ho mandato a te un telegramma con l'augurio di buon compleanno e pensa sempre torna in braccio a me. Pure io ti voglio bene, ma è troppo tardi. Ormai tu t'hai cagnato, non so più degno di te. Queste parole tue, una spina mi è trasuta dentro il cuore.
non solevi più. Buon compleanno. Buon compleanno. Grazie Antonio. Belle, belle. Bella, bella, bella. Antonio, mi bella. viene da dire, no, una curiosità da parte mia e di Antonio, come mai non ti sei mai trasferito a Roma? Perché te lo spiego subito, io avevo le mie bambine piccoline e non volevo lasciarle assolutamente. Forse oggi potrei dire è stato uno sbaglio, perché avrei potuto comunque fare di più, però io ringrazio sempre Dio che mi benedice ancora, sono arrivato ad una certa età e quindi grazie a Dio sono ancora qua tranquillamente, e le mie figlie sono cresciute e quindi le mando un bacio forte forte forte, non solo alle figlie mie, ma mando un bacio anche alle altre due figlie mie. Ai nipoti, sei pure nipoti. nonno. Sono anche nonno, i miei nipoti. Allora, ho un nipotino maschietto che sono io quando ero piccolino proprio, i riccioloni eccetera, e poi due femminucce. E poi dicevo, volevo mandare un bacio a Raffaella e a Simona, le figlie della mia compagna Luciana. Senti, vogliamo raccontare pure un po' alle persone che ci stanno seguendo questo ultimo progetto, questa bella esperienza con Roberto De Simone? Ah sì, a proposito, io con Roberto De Simone ebbi una prima esperienza moltissimi anni fa con uno spettacolo che si intitolava, era Festa di Piedigrotta, dove io cantavo appunto, riuscii a fare solo, diciamo così, il debutto, perché tenevo un sacco di lavoro e non sapevo che giustamente Roberto mi chiamava per fare questo spettacolo che era molto bello. Ricordo che andai a casa sua per provare, diciamo, una canzone che cantavo lì e lui mi mise un finale che andava un'ottava sopra. Non sai, è stata un'esperienza molto bella, straordinaria, e Festa di Piedigrotta ebbe un grande successo, insomma, devo dire la verità. E io lo saluto ancora con un bacio, perché questa esperienza che stiamo facendo adesso sarebbe la cantata dei pastori che dovrebbe andare in onda su Rai 5, e ho avuto un'esperienza, devo dire la verità, per imparare il testo, che è del 200-300, no? Mamma mia, E allora io, una reliquia abituato insomma ad imparare a memoria i testi, diciamo così, un copione di una sceneggiata napoletana, oppure un copione di un film, una cosa, è un'altra cosa, insomma, c'è una grande differenza. Però siccome io faccio il papà di Benino Armenzio, quindi inizio proprio io, ed è un dialetto proprio arcaico del 200-300. Ecco, per esempio, vi posso dare ecca l'arba che sbunda, eccare sol, i primi ra splendenti, chi indorando l'angimma all'ar di mondi e rendendo di gioia, munno atorno nunziano so, ti già risorti il giorno. Figurati, insomma, Mamma poi mia, è vai difficilissimo. avanti. E parlando sempre di teatro, Antonio, l'esperienza invece con Nino Taranto è stato anche il tuo padrino? Il grande Nino Taranto, sì, è stato il mio padrino artistico, mi ha insegnato tantissime cose, e noi facemmo mestiere di padre, appunto, del grande Raffaele Viviani, e la regia era proprio del figlio di Raffaele Viviani. E lì il grande maestro Nino Taranto mi ordinò proprio, dice: tu devi stare vicino a me, perché tra le altre cose io ti devo
far conoscere, oltre De Filippo, oltre altri, il grande Raffaele Viviani. E io da lì, quando quindi è stato lui il grande l'artefice Nino di Taranto, questa passione sì, per Viviani. Sì, sì, è proprio il grande Nino Taranto e quindi non ho lasciato più, insomma, tante cose conosco del grande Raffaele Viviani, tanto è vero che misi su uno spettacolo che si intitolava appunto Raffaele Viviani, puntini, 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 e non solo. Il primo tempo tutto Raffaele Viviani. Che bella memoria che hai, nonostante siano Grazie passati a Dio. tanti anni, però riesci a ricordare tutto quello che hai No, ma fatto. ci fu una bella cosa, un aneddoto appunto del grande maestro Nino Taranto, un altro papà mio, devo dire la verità. Sì. E allora facevamo lo spettacolo diciamo così, degli autofilotrambieri, e c'era un certo Gigi Finizio che era piccolino, piccolino, no? La sorella pure cantava, e Gianni, questo caro amico mio che scriveva dei pezzi, a un certo punto c'era una canzone che si intitolava, in questo 33 giri, all'epoca, Pistola contralto e pistola a tenore, no? Allora diceva questo popolo musicale, allora questo popolo che io dicevo pistola contralto, allora coinvolgevo il pubblico, no? Dicevo, le donne devono fare papà, tutto bubù, mentre gli uomini possono fare il fischio, quello che vogliono, oppure, sa, un'altra battuta, per esempio, c'era un vecchietto davanti a me, allora io, no, voi non lo potete fare, no, perché sennò se non fui l'altro che te ne dà. E allora vidi il sipario che man mano si chiudeva. Ad un certo punto vado per girarmi, dietro a questo sipario così, c'era il grande Nino Taranto, il grande maestro Nino Taranto. Dice, se ne farà poco, io, proprio così. Ma stasera come chi è? Se tu lo so chi? Io non ti senti là, non ti sto a cadere. Dico ok, no, assolutamente. Vabbè, ti spronava anche il maestro. Sì. Ho avuto un'esperienza bellissima con il grande Nino Taranto, insomma, facendo quello spettacolo molto molto bello, mestiere di padre, non potrò mai più dimenticarlo. L'insegnamento di Nino Taranto che tuttora porti con te, qual è? Ma l'insegnamento è proprio quello dell'espressività in tutto ciò che si recita, tra le altre cose. E io l'ho detto prima, attraverso la punteggiatura, fu proprio questo, insomma, che mi insegnò. Attraverso la punteggiatura c'è l'espressione giusta di una frase o di una domanda o di un altro tipo diciamo così, di risposta, o ti devi incavolare o devi essere calmo, così, insomma, attraverso di la linguaggio punteggiatura. teatrale e cinematografico. Sì, assolutamente. Tanti amici, appena hanno saputo che avevamo te come ospite, hanno voluto mandare altri messaggi, e quindi li abbiamo raggruppati un po' di saluti insieme, i messaggi saluti numero 2. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera a te, meravigliosa Ida, e a te, grande Antonio, ma soprattutto questa sera voglio salutare una persona per me importante, che veramente è stato un punto fondamentale per la mia vita artistica e per la mia crescita artistica, grande fratello di mio padre, e quindi per me un padre artistico, veramente a tutti gli effetti, una persona di famiglia, da sempre. Voglio dare un fortissimo abbraccio e un bacio grande, con tutto il cuore, per Antonio Bonomo e per la sua straordinaria e meravigliosa carriera. Un bacione, Tony, ti voglio bene. Tuo Massimo Penza. Ciao. Eccomi qua, oggi vi voglio parlare di un mio grande amico, cantante, attore, una persona piena di virtù, insomma un cuore grande, un napoletano vero. Lui è Antonio Bonomo, è eccezionale, è un grandissimo cantante, la storia, l'ultima voce viscerale della canzone secondo me classica napoletana, lo voglio bene, lo stimo e gli dico: Antonio, sei grande, Angelo Iannelli ti vuole bene.
Ciao Antonio, come non essere presente con te stasera, in questa serata meravigliosa in tuo onore? Ecco, io volevo approfittare anche di questo videomessaggio per ringraziarti pubblicamente per l'affetto e la stima che mi hai sempre dimostrato. Per me questo è stato un motivo d'orgoglio, perché tu hai scritto pagine della storia della canzone napoletana, e quindi avere la tua stima e il tuo affetto per me è davvero molto molto importante. Io ti mando un bacio virtuale e sperando di poterti riabbracciare presto. Ciao! Ciao, come vedi il figlio del sindaco non poteva mancare. In questo lavoro ho avuto il grande onore di conoscerti e lavorare con te. Ma io non voglio parlare del grande artista che sei, che sanno anche i sassi. Io voglio parlare dell'uomo. Anto, sei una persona fantastica. Un abbraccio dalla tua seconda famiglia, come dici sempre tu. Ti volimmo bene, Totò. Buonasera, ciao Antonio, ti voglio bene, augurissimi. Voglio raccontare questo piccolo aneddoto. Allora stiamo registrando il disco Pure io canto swing e Antonio a un certo punto iniziamo con ho bisogno del tuo amore. Antonio si era da poco operato alle corde vocali, non riusciva a controllare la voce. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, erano le 11 del mattino. Non ce la faccio più, non voglio cantare più, non voglio cantare più. Antonio, ma ti voglio bene, tu sei uno bravo, non voglio cantare più, non voglio cantare più. E 6:30 sera aveva cantato tutte le canzoni rodische. Sei un grande, ti voglio bene, ciao Antonio. Ed quanti eccoli qua, amici, amici. Francesca Mamma mia, Marini, mamma abbiamo visto mia. Angelo Iannelli, Massimo Sono Perri. emozionatissimo ragazzi, Carmine grazie. Bravi. Un bacio a tutti, un bacio a tutti. Mamma mia, che bello. Quel che ragazzo Sacco che ha detto anche i sassi ti conoscono. Allora, volevo dirvi a proposito di Pasqualino, il ragazzino, abbiamo fatto il sindaco del Rione Sanità con lui e lui faceva uno dei figli miei. Hai E capito? naturalmente la regia era di un grande amico mio, che poi vi dirò il nome, adesso me l'ho preso da... Emozionato. Non puoi ricordarti. Madonna mia, la regia? Ah, ecco, perfetto. Scusatemi, però Delucidazione ogni tanto no, forse la vecchiaia, insomma. E l'emozione Rosario come Sannino, fai? Rosario Sì. Sannino, un altro grande, bravo attore, grande attore, e quindi ho avuto questa opportunità, questa cosa bella di fare appunto il sindaco del Rione Sanità, e ho avuto davvero tanti consensi positivi proprio perché non sono mai... Diciamo così, molti vogliono imitare il grande Edoardo De Filippo, ma non è possibile, assolutamente. Io ci ho dato la mia interpretazione, espressività di quello che ho studiato sul copione appunto del sindaco di Rione Sanità, e grazie a Dio lì al Teatro Ateneo a Casoria dovevamo fare 3 giorni e invece facemmo un mese intero. Bene, benissimo. Grazie a Dio. Ci sono altre domande da parte della Voce di Napoli, però questa volta è Bruno Cirillo a formularti questa domanda. Bruno Cirillo. Curiosità, inizio puntata ha parlato della sua nuova trattoria. Che rapporto ha con il cibo e cosa ci consiglia di mangiare se dovessimo venire da lei? E poi la domanda musicale invece, perché c'è il rapporto col cibo e il rapporto anche con la musica, ovviamente. Con la musica. È giusto seguire a tutti i costi le mode musicali o sarebbe più giusto portare avanti la nostra cultura e continuare a produrre musica partenopea con temi legati alla nostra bella Napoli e alla sua cultura? Meriti. La mia risposta è questa qua, portare avanti tutte e due le cose, perché Napoli è conosciuta pure come, per esempio, per quanto riguarda pasta e pasulo, pasta e capriciuro, pasta e cicero, pasta e panana, linguine, e per quanto riguarda il pesce, a zuppi di pesce, che sate, che late, è come la canzone, è la stessa cosa, cioè cucinare è come interpretare un personaggio in un teatro, un personaggio in un film, oppure quando sei sul tavolo del palcoscenico con un microfono in mano e devi cantare, per esempio, io te vorrei amare, quindi deve uscire l'espressione, così esce anche dalla cucina. Mi è piaciuta questa metafora. la Canzone, dobbiamo cucina, scrivere mi questa. è piaciuta molto.
Però l'emozione... Ah, molti piatti, mi dice Luciana anche, hanno proprio i nomi degli artisti. molti piatti. Sì, infatti. il vostro menù, sì. Ecco. Siccome Luciana è colei che cucina, tra le altre cose, sta sempre in da cucina, bella tutta preparata, butta così, eccetera. E devo dire la verità, ragazzi, cucina veramente buona. E c'è un menù particolare, ci dicevo, un menù legato proprio alle canzoni. Piatto Antonio c'è un piatto Antonio Bonomo. C'è il piatto Antonio Bonomo, il piatto Sergio Bruni, il piatto di tanti attori. Aurelio Fierro, Mario Mero. La Fierro, tutti Dobbiamo quanti. venire. Assaggerò quello di Antonio Bonomo. Sì. Dicevo che l'emozione si può vincere cantando. Allora ce la regali una canzone? Certamente, come no. Io vi vorrei regalare una canzone, appunto, che abbiamo parlato del grande Raffaele Viviani, però io su questa canzone allegra del grande Raffaele Viviani ci ho messo, ecco perché vedi, io dico che bisogna comunque in ogni caso studiare, un cappelletto di Salvatore Di Giacomo, no? E che fa così. Allora. Posso appoggiare questo un attimo qua? Noi siamo conoscenti di famiglia. Io voglio bene a Tello e Tello a me. Ho detto al patro, se mi dai tua figlia è un grandissimo onore anche per te. Che se tu scendi a bascia alla quaquiglia conoscerai in un fulmino. Io chi è? Per indi po' comanda la quadriglia per cui io procedo con il calatè. Nel caso nel quale vi annecato a questo matrimonio, io mi addinocchio ai vostri piedi e dico perdonato e senza la più minima minaccia a voi vi sputarrebbe dentro a un occhio e alla bardascia la tagliasse la faccia. Mi ingarugnato con questo geppello e fatta da vannano vi legò, non mi ne ma non so giuntatore, o ma sto Giorgio va a sanità, non so più io mannaggia libertà, scorse fanocche, vengono brutto polici da reggi, sopra vitore vine e si marraggi, che scarre caricando intorno l'occhio, scorse fanocche, e poi viene si da faccia, sciama da mi tratta come fosse non mi paio, prometto sempre non mancherò mai, ma non capisci che così mi guai, non sai che per rispettare l'omertà, sta faccia bella, te la già sfriggiata, surze sciarappe, si è arrivata a piazza sto mezzo scippa, pompe ragazzi a mettere per coppa, non parla non si riagge sparatrappe, surze sciarappe, e no poveri se ne do faccio, ne do faccio, ma no, ne do faccio. Che non ha capito proprio più effettivamente niente, non ha capito proprio niente. Femmina bella sembra una tuzzina, aggia per te sa pesare casone, e mamma sto strugliendo le passioni, per te che non conosce carina, chissà sta bella dove che posò, fronni carote, manca parecchio di me caccerò, però chi invece mi hanno nata volta, se fa interessa sempre non da vuota, frummi la ruota, tu sai che io fate, se non ti filo io un canata vuota, con cortelloccia mia a mano che cade, da pompa la panzana andava fuori a rete, tu sai che hai fede, no, io fede assai, oh, io prego come fede, io
teatrale, musicale, da tu per tu, non Grazie, potevamo maestro. concludere di meglio. Ma Poi come vi si fa a ricordiamo non da conoscere ottobre. questi classici? Altro. Come si fa a non conoscere appunto Viviani? dicevo, mamma mia. appunto dicevo io, per Quello esempio, uno studio. l'inizio era di Salvatore Di Giacomo, no? Questa cosa. E io appunto, prima di cantare questa canzone, cercavo qualche cosa che potesse, insomma, sai, Spingere dare... anche. Sì, e allora imparai questa cosa, vidi, leggendo Salvatore Di Giacomo, vedo proprio questa cosa del guappo, no? Noi siamo conoscenti di famiglia, io voglio bene a Tello, Tello a me, eccetera. E allora questa va bene, Coppo Guappo Innamorati, che poi era un guappo sbruffone, così, il grande Raffaele Viviani, no? Bene, bene. Insomma, è stata un'esperienza straordinaria studiare innanzitutto il grande Raffaele Viviani, come tanti altri grandi autori che ho avuto modo di studiare, di vedere, di conoscere, eccetera. Ma appena riprenderemo, appena si riapriranno questi teatri, ha già uno spettacolo pronto? Sì, uno spettacolo prontissimo proprio per cercare naturalmente di, diciamo così, di insegnare un po' di giovani che cantano bene, di studiare tra le altre cose e di recitare, canto insomma interpretare tra le altre cose. E i testi di questo spettacolo naturalmente li ha scritti la mia compagna Luciana. Brava Luciana. Che salutiamo, che sta negli studi e dopo Sì, ringrazieremo. sì, dopo ringraziamo perché è stata nostra complice. Vabbè, comunque, quindi il consiglio dei giovani Aspettiamo è questo. che passi la pandemia. Sì, il consiglio è questo che dai ai giovani, di studiare, perché se si ha dentro veramente questa dote naturale di cantare, di recitare e anche di ballare, insomma, in ogni caso bisogna studiare, La ragazzi, cultura è bisogna importante. studiare, perché la nostra, lo dico e lo ripeto un'altra volta, la canzone napoletana, quella antichissima, che erano belle anche le cose campagnole, quei canti campagnoli e tutte queste cose qua, no? È bella, diciamo, uno Canti studio contadini, straordinario. sì, Ecco. sì. E quindi è importante studiare innanzitutto e naturalmente dedicarsi con tutta l'anima, perché diceva Sergio Bruni, io non so se mi ripeto, davanti a te non c'è nessuno, dietro di te non c'è nessuno. Il cuore batte forte a te e quindi automaticamente devi essere tu l'unico là sopra a dominare tutto ciò che ti circonda sul palcoscenico. Antonio, noi concludiamo con le domande fatte dalla Voce di Napoli, l'official page, cliccate tutti mi piace, mi raccomando. Franco Lellero scrive: cosa pensi delle sceneggiate che sono sparite da anni? Franco Lellero. Lellero, sì. O Lellero. Lellero, Okay. Franco Lellero dovrebbe essere, se non mi sbaglio, il figlio di un mio grandissimo amico che era un pellicciaio, tra le altre cose, il papà suo. Credo, spero sia Francuccio. Fatecelo sapere, scrivete se Fatecelo sapere. Scrivi Franco. Cioè, che cosa diceva, scusa? Che cosa pensi delle sceneggiate che sono sparite da un bel po' di anni? Che cosa posso pensare? Sono mortificatissimo, mi sono pigliata una collera enorme, insomma, perché la sceneggiata è il nostro, diciamo così, il nostro modo di vivere, di campare, di espressioni, l'espressività tra le altre cose, perché il napoletano è nato proprio con la recitazione, cioè l'espressione tra le altre cose. E questa è la sceneggiata, ecco così, insomma, si chiamava la sceneggiata. E la nostra sceneggiata ha varcato gli oceani senza mezzo di trasmissione. Questo dico. Allora studiare, studiare, ragazzi. Vabbè, a qualcuno gli entrerà da una parte, Vabbè, uscirà dall'altra, sicuramente. Però prendete in considerazione le parole dettate dal cuore. Ecco, ripetiamo sempre. Vincenzo De Mare, questa è la musica napoletana che ci piace, grande maestro. Pino D'Andrea, un saluto al mio carissimo amico Antonio, che tempi stupendi e quante emozioni. E poi Vito Dani, che rapporto hai con Nino D'Angelo? E salutiamo anche Susi Liguori, che in questo momento ci segue. Che rapporto Io hai che con rapporto Nino? ho Sì. con Nino D'Angelo? Insomma, è un bravo cantante. L'ho conosciuto giovanissimo, io già avevo messo su il mio gruppo, naturalmente, dei ragazzi, il complesso tenevo io, eccetera. Lui naturalmente iniziava a cantare all'epoca e io, insomma, dicevo: non ti preoccupare, passa prima di me, che naturalmente a me possono aspettare,
che insomma tu sei emergente, poi canta prima di me, eccetera. Poi è successa una cosa che poi dopo anni e anni, una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, devo dire la verità, la prima canzone, il primo pezzo, perché lui scriveva dei testi eccetera, il primo pezzo era N'attimi bene, una canzone che io ricordo ancora, e io faccio quello che vuoi tu, perché sei tutto tu per me, ma c'era pure sei tu, ecco, era questa, e io andai, lui mi invitò, dice, io c'ho un pezzo Antonio, ma posso permettere di tenere una canzone così, va? Dico come no, vado a San Pietro, dove lui abitava, a San Pietro, e vado a casa sua, lui si mise al pianoforte eccetera e mi fece sentire questa canzone. Questa canzone è stato un grande successo eccetera. Poi dopo un po' di anni è diventato il direttore del Trianon eccetera, è cambiato dalla A alla Z e chiudo con questo. Vabbè, chiudiamo con questo, ma intanto ci vediamo. Secondo me ha a che fare col riconoscimento. Vabbè, comunque andiamo che avanti. in genere non esiste. Noi andiamo avanti con tutti invece questi amici del maestro che stasera vogliono essere presenti e quindi vediamo i saluti raggruppati nel numero 3. No, un'altra cosa la devo dire perché io, sentite, io non tengo più le coppa a lingua, no? Questo lo usiamo solo per cantare. Sì. Non tengo più le coppa a lingua. Un'altra delusione l'ho avuta da un altro caro, grande amico fino a 2-3 anni fa, Gigi D'Alessio. Ma non si fa sentire più, non si è fatto sentire Gigi, più, non si è fatto sentire più, eccetera, e basta. questo mi dispiace, però, ti saluto io, se casomai puta caso avesse questa trasmissione, ciao Gigi, io mi chiamo sempre Tonino perché Buonomo. Luigi, ecco, anche lui una bella persona, umile, semplice. Okay? Sicuramente si farà sentire, dai. Speriamo. Vai Gigi. Saluti. Vai. Antonio, ciao amico mio, gli anni passano ma noi siamo sempre qui a lottare per il nostro lavoro, io lotto per il mio, tu lotti per il tuo, che bei ricordi, la Galleria Umberto I, il nostro raduno, i nostri primi anni. Comunque ti auguro tanta felicità, buon lavoro e buona vita. Ciao Antonio. Antonio Buonomo è uno di quegli artisti con una forte identità, una radice popolare molto definita eppure forse proprio per questo ha anche una grande curiosità, si lancia in avventure diverse con linguaggi artistici diversi, nuovi, con generosità e umiltà. Ciao Antonio. Congiati, e prima pazza tua allaggiavuti. Con questa canzone io e lui sa il significato per la sua stessa vita, ve lo racconterà sicuramente. Con questa canzone, dicevo, io faccio gli auguri e mando un grosso in bocca al lupo e un grosso bacio ad un grande interprete della canzone napoletana, un grande attore e un grandissimo amico, Antonio Buonomo, con il quale io ho avuto il piacere e la gioia di dividere l'esperienza della messa in scena del sindaco del Rione Sanità, dove lui è stato semplicemente straordinario, perché non ha scimmiottato il grande De Filippo e soprattutto non ha gomorrizzato il personaggio del sindaco, quindi è stato straordinario. Quindi io mando, ecco, proprio con l'intensità di questi due momenti della canzone Concetti, fatevelo spiegare da lui che cosa significa per lui, e del sindaco del Rione Sanità, io mando veramente un affettuosissimo abbraccio, sperando che possa riprendersi presto l'attività di teatro, perché no, riportare di nuovo in scena lo spettacolo Il sindaco del Rione Sanità. Saluto lui e saluto la sua compagna Luciana, che a dire il vero, più che compagna è un'assistente sociale, perché dici, mi c'è la verità, Antonio Buonomo è brava, è un grande attore, un grande cantante, ma si è fatto pure picciariella e quindi ci voleva una badante vicina. Scherzo, vi voglio bene a tutti e due, a presto. Vado
Madonna, che Ed bella, che eccoci emozione, qua. mamma mia. Tanti Grazie, hanno mamma mia. partecipato. Tanti veramente, E e tanti appunto, altri E ancora. Concetti, che cosa c'entra È questa la canzone Concetti? questa Concetti. No, ci giocavamo sopra con questa canzone qua, anche perché poi la cantavo e quindi ci davo tutta l'anima. Concetti, prima vaso tu la già potuti, si vaso camerata, ma già si mata, complimento quando mi ha sposato, e quindi era un'altra cosa straordinaria. Comunque abbiamo ricevuto la conferma che Franco Lellero è proprio il figlio della persona che dicevi tu. Hai visto? E io non posso dimenticare le persone che mi hanno voluto realmente bene, il pellicciaio. Il pellicciaio. Ecco, la buonanima. Io mando un bacio al figlio, Sì. che l'ho visto piccolino, a tutta la sua famiglia. Un bacio forte, perché ecco, io ricordo la buonanima di Lellero, il pellicciaio, eccetera. Lui mi voleva un mondo di bene, e lui, il figlio piccolino, voleva cantare, eccetera. E molte volte mi lasciava nel negozio, faceva delle cose sue, spariva. C'era la sartoria di fronte, Si fidava pienamente. Sì. Arriva una signora e volle vedere una pelliccia. Insomma, io riuscii, senza sapere niente, a vendere le pellicce. Ecco, quella pelliccia costava all'epoca 200.000 lire, 200.000 lire, e io la vendetti all'epoca per 600.000 lire. No. Venette a abbonarmi Franco. Io ci ho venuto questa pelliccia così colà, e c'è, mi ha dato pure i soldi la signora Tizia Simbrone, quando ma 600.000 lire, ma tu sei pazzo, che le costano 100.000 lire, quando va a Bondaretto, stavo da io a Bondaretto di Lellero, un tipo che insomma, perché non andava, mi era affaticato con me, diceva. Insomma, che belle persone. Guarda, sei un pozzo di segreti, Sì, di sì, storie, di di aneddoti. racconti, sì, di vari Maestro, aneddoti. Anche perché la buonanima, ecco, di Franco, dopo di questa Sì. cosa, sai che regalo mi fece? Cosa? Mi diede la prima Mercedes, sì, la prima Mercedes, quella lì proprio che ha 2 posti, insomma, teneva lui, dice prenditela, è un regalo per me. E io corso, ma pigliavo. E corso, e come? Grazie. Maestro, un altro personaggio a cui lei è legato e che ha dedicato anche un disco in omaggio è Renato Carosone. Sì. Ha lasciato un'impronta nella musica napoletana. Sì. Renato, io ebbi l'onore di conoscerlo appunto a Roma, e naturalmente andai lì e lui mi accolse in un modo straordinario, perché io gli portai 33 giri con tutte le canzoni, tutti i suoi successi, eccetera. Lui già mi conosceva, che cantavo, dice tu canti bene, eccetera, però se vuoi andare d'accordo con me, disse, impara subito a suonare qualche strumento, io ti dico impara a suonare la chitarra. E così avrai anche modo di inventare, di scrivere qualcosa, di canzoni, e te la canti e te la suoni tu, eccetera. E ebbi, devo dire la verità, una bella soddisfazione da questo grande interprete, devo dire, Renato Carosone. E ci regaleresti qualcosa di Renato Carosone? E che abbiamo di Renato Carosone? Cosa avete, maestro? Cosa avete? Non hanno fatto le prove. Ma no, tu per te lo sai, Antonio Lattivo, è tutto così, in diretta, improvvisazione. Quello che volete, quello che vuole il maestro. Maruzzella. Maruzzella, e mi sei dallo chiamare, e mi sembra a non dispiacere. Sto cuore mi fa sbattere, c'è fuori dell'orno quando c'è la scura. Prima mi dice si va, c'è mi fa morire, Maruzzella, Maruzzella. Che bello. Ci vogliono questi brani. Andiamo a salutare sempre il nostro editore con la moglie, con le gemelline. Ecco, io vorrei mandare un saluto ad Angelo. Sì. Angelo, ti mando
un bacio forte forte, vi dire muovere ambressa, scende a capo che ci manchi, specialmente a me che non ti vedevo da un sacco di tempo. Scendi subito, tranquillo, ok? Un bacio a te, alla signora e alle tue bambine, va bene? Per completare i ringraziamenti anche il direttore artistico Renato Giusto. De Carmine. Renato De Ma dov'è Carmine, Renato? io faccio un applauso proprio da qua. No, evidentemente- Renato De Carmine, No, io sarà in giro per il villaggio. voglio un mondo di sì, perché adesso capite, stanno c'è la organizzando la responsabilità è riapertura. tutta sua. Sì, è vero, Renato, è vero. Renato, io gli voglio un mondo di bene. Quante responsabilità, mamma mia, a Mamma volte quando mia, lo becco, poverino. devo fare questo, quello. Mamma mia, immagino, poi un villaggio così grande, la piscina, un Mamma palcoscenico mia, che mamma mia. spero Deve correre sempre, davanti, incrociamo le indietro, dita, Che di poter quest'estate- rivivere i bei momenti live anche all'esterno quest'estate, in piscina anche, al Lido, vabbè, abbiamo lo zoo anche abbiamo, Anche, lo zoo. mamma mia, mamma mia. Venite al Partenopedile. No, ma io quando gli voglio sarà un il mondo di momento. bene a Renato, un mondo di bene, lo stimo tantissimo. Renato è proprio, come ti devo dire, lo sento dentro di me come veramente un fratello. Lo sappiamo. È Mio sempre fratello. disponibile, te lo trovi Sì. sempre. Ma poi è così delicato, dolce, no, per carità, è difficile trovare oggi come oggi delle persone così. E anche Mario, scusami Antonio, c'è Mario Guida, Mario! saluta, ti manda tanti saluti, mi ha inviato anche alcune foto, alcuni video tratti proprio da dei servizi del TG regionale, giusto? L'OPG di OPG. Aversa, dove tu sei stato Ah, ospite, ti ricordi? sì. Poi ha anche premiato al Pulcinellamente al Teatro Lendi, giusto? Mi Sì, ricordo bene, perfetto. sì. Un po' di Vabbè, ma molte infarinatura da cose- parte di Mario Guida. Ciao Mario, ti vogliamo bene. No, io sono sempre stato a disposizione proprio per fare di queste beneficenze, per dare altre cose a chi soffre in questo momento, insomma, e allora dico no, lasciamo stare, che l'ha fatta non ci interessa, quindi se hanno organizzato uno spettacolo per loro, eccetera, meritano, Vado, do il io Ma anche io ci sono vado, state do il tante mio volte. contributo Normale. e naturalmente che Dio possa naturalmente benedirli e riprendere la loro vita. Maestro, ma leggendo un po' e preparandoci su di lei, tra le curiosità anche un po' della vita personale, abbiamo letto che lei ha una grande passione per le piante, per il verde. Sì, ho avuto un tempo E anche pollice verde, passione. William. Il pollice verde, dicevo, no? Sì. sì, mi piaceva tantissimo, insomma. Ed è una passione che Una continua passione. oppure No, adesso non più? Per adesso non. È stata effimera così, ha Così, avuto così, un sì, periodo, quindi è finita. Sì, è finita. Luciana invece, vabbè, Luciana giustamente adesso Luciana ha pensa, la è passione per la proiettata cucina. No, Luciana. per la cucina. Ma anche le piante. Ah, pure Cura le piante della piante. trattoria. Ah sì, in trattoria, vabbè, mi sfuggiva sta cosa. Curo proprio le piante che abbiamo noi in trattoria, e, insomma, grazie a Dio, insomma, non sono ancora morte. Allora il pollice verde, come si Pollice verde. Rimaniamo nella vita personale e nella vita privata. Ah, io pensavo E sul tema delle piante, no? rimaniamo proprio nella vita privata e facciamo vedere un'altra Sì, sorpresa vai. che penso che adesso il maestro non sarà, aspetterà proprio. E quindi vediamo i saluti numero 5. Numero 5, vediamo un po' chi saluta il nostro maestro. Ciao Tonino, sono Salvatore. Ti faccio questo video per dirti ti voglio bene e mi manchi tanto. A presto, Salvatore. E mi manca tanto. A presto, Salvatore. Un bacio forte, zio Tonino, pure da parte mia, Giovanni. Ciao, ti voglio bene. Salvatore Buonomo, il Come fratello. sta tuo fratello? Come sta? Sì, è l'unico realizza. fratello che grazie a Dio mi è rimasto. Da 7 figli siamo rimasti soltanto io e lui. Scusatemi se mi commuovo. No, ma è bello commuoversi. E lo Ma tu amo, per tu sì, è lo concesso. amo come amo i figli suoi e naturalmente è l'unica cosa bella che mi è rimasta della mia famiglia. Salvatore mio, ti amo, ti voglio bene, ti amo e corrimi carnale. Al più presto possibile vengo a casa tua, va bene? Vabbè, rallegriamoci un po' Sì. adesso. Dai, Antonio. Vogliamo fare qualche altra canzone perché ci sono altri video a sorpresa. Maestro, ti ricordi qualche altra bella Maestro. canzone? Che è? L'input, l'assist, vai. Io direi di fare un applauso a lui.
venette da tanto lontano, lo forastiere, restai incantata domani, do sole a lui, sto forastiere, ci cantai ero gli occhi curvini in abbrù. Che la va bene perché l'amore, perché l'amore per un bello guaglione pescatore, e forastiere renare che so, quando cuore fa quella che può, quella s'ha fatta croce con l'acqua e mare, con l'acqua e mare. E poi giurati non te lascia mai, non te lascia mai. Può fare una festa e lampare, non pescatore, si stringe in le braccia una bruna come le spose, dice a gente con buona fortuna per 100 anni e per sempre così. Perché l'amore, perché l'amore era un bello guaglione pescatore, forastiere denaro che so, quando cuore fa quello che vuole, che la s'ha fatta croce con l'acqua e mare, con l'acqua e mare. E poi giurati non te lascia mai, mai, mai. Grazie maestro. Ci vorrebbe veramente Allora, sempre il capo calato per ci sono i la testa cantanti e ci abbassata. sono gli interpreti, È mamma vero, mia, che interpretazione. esistono quelli e quelli. È Che vero. interpretazione, mamma. Ma adesso altre sorprese, Antonio Sì, Dattino, allora me lo io voglio un confermi? attimo parlare con la regia, visto Sì. che il tempo sta finendo e dobbiamo far vedere tutto perché ci siamo impegnati. Se possiamo collegare adesso, vediamo i saluti numero 7 e poi ci mettiamo quelli
numero 4. Cioè insieme, Di seguito. Di seguito, vai Antonio, in regia, sei grande. Salutiamo anche Gianni Cappetta per la fonia. Sì, Giannino Carpetta. Giannino! Microfoni straordinari. Tutto straordinario. Beh, parlare di Antonio mi ci vorrebbe un video perlomeno di un'ora per raccontare quanto lo stimo e quanto voglio bene. Però ecco, ho messo qua una foto qui davanti, dove siamo io e Antonio a Calcutta in India, perché tra le tante cose che abbiamo fatto insieme, 2 mesi a Calcutta in India per fare la Clitennestra, che ecco questa foto qui è una foto di scena, dove lui era uno splendido Agamennone, è stata una delle esperienze più belle della mia vita e credo anche della sua. Quindi che dire, alla prossima se avrò più tempo per raccontarvi tutto. Allora diciamo che questa è un'anteprima. Antò, sicurezza, con tutto l'amore, dalla Cri. Buonasera, cosa dire di Antonio Buonomo? Antonio Buonomo innanzitutto è un grande artista, una grandissima voce personale, ha grandi successi personali, è stato uno dei grandi cantanti napoletani a partecipare ai veri festival della canzone napoletana. Memorabile Omastu con Mario Merola, o a Patella con Giacomo Rondinella, ma ancora quella famosa trasmissione di Domenica Ino dove Pippo Baudo lo soprannominò il Fred Buscaglioni, erede di Fred Buscaglioni. E ancora teatro, con i grandi, con i registi. Ma la cosa più bella, c'è un aneddoto che Antonio deve raccontare, quando stavano provando a casa di Sergio Bruni una Bruna e Antonio non riusciva a cantare come volevano loro e disse: la canzone verrà fatta così. Sergio Bruni affermò che la canzone doveva essere quella. Ciao Antonio, un bacio. Caro Antonio, hai una carriera ricca di successi e di tante emozioni. E io ti devo solo ringraziare perché ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con te e di lavorare al fianco di una persona meravigliosa con un cuore grande quanto una casa e ovviamente lavorare con un grandissimo artista. Ti voglio un mondo di bene, Antonio. Che dire, maestro, è stato un onore stare con te. Poi mi sono divertito tantissimo con te e in questi 5 mesi mi hai insegnato di tutto. E io ti chiamerò sempre zio Tonino, perché sei una persona umile e con un cuore d'oro. Ciao zio Toni, e come dici tu, Caracalna! Lasci proprio l'impronta bella. Madonna, hai visto? Piccoli, grandi, Mamma mia, sono contento. E poi la tua Cristina, ti ha fatto piacere. Cristina, noi, ecco, che dire di Cristina, ci conosciamo da tantissimi anni e naturalmente con questo spettacolo che demmo a Milano, diciamo così, in tanti posti d'Italia, poi a Londra più che altro, e poi ci trovammo, guarda caso, in India, a Calcutta, sì. E facemmo questo spettacolo che era un festival proprio del teatro, quindi partecipavano insomma tante compagnie, tanti giovani che di altre diciamo così, di altri posti di Calcutta, e noi demmo questo spettacolo di Cristina, e uno spettacolo era quello di Valeria Parrella, che io saluto con grande gioia, Valeria e il suo figlio, e Davide, naturalmente Davide Iodice. Noi facemmo questo spettacolo, avemmo un successo straordinario e tutti i ragazzi delle altre compagnie di Calcutta che partecipavano a questo festival del teatro, indovina che cosa, noi dovevamo fare soltanto, stare lì solo 15 giorni là, noi rimanemmo 1 mese e mezzo, perché automaticamente loro vollero
interpretare, fare qualcosa di napoletano, qualche, diciamo, una cosa, uno spettacolo napoletano. E noi che cosa gli facemmo vedere? Che cosa gli insegnammo? Appunto, ragazzi, zappatore. Allora, devo dire una cosa importantissima. Per me, per quanto riguarda, perché io non voglio assolutamente offendere né gli autori, figurati, non ci sono più, ma questi ragazzi di Calcutta, di questa compagnia, eccetera, con la regia di Cristina, facemmo questo zappatore in ultimo. Tu sai che dice mamma dove sono morto, tu sai che mamma dove muore ti chiama, meglio se ti imparava zappatore, ma zappatore non si scorda la mamma, ti chiama ancora Gioia, arraugliata, rindoscia alla nera, dice mo torno, cori mamma sua. E c'era una signora, diciamo anzianotta, che faceva la mamma. Allora, questi ragazzi, il finale, sapete ragazzi come lo fecero? Come? Diverso, ed io sono d'accordissimo, dal nostro napoletano, dal nostro, no? Che lui si inginocchia vicino al padre, eccetera. Invece tutti gli attori di questa compagnia, i ragazzi giovani, eccetera, vicino al figlio dello zappatore, loro recitavano in inglese, no? You is very, very shit, man. You is very, very shit, man. Perché, hai capito? Tu hai offeso mamma, cioè hai abbandonato mamma, papà, eccetera, very shit, man. Tu, shit, man. Che belli comi, il tempo stringe, Antonio, sì. Quindi dobbiamo seguire. Scusatemi. No, anzi, è bello. Anzi, diamo un'indicazione alla regia in modo tale che facciamo gli ultimi vai. minuti. Vai, allora, leghiamo subito perché vediamo queste evoluzioni e queste foto bellissime scelte di Antonio. Quindi il blocco numero 2 e poi mettiamo gli ultimi saluti, il numero 8, e poi il maestro ci saluta con una sua canzone. L'ultima canzone, sì. Vai. Ciao Antonio Bonomo, mio grande amico, l'eterno bambino, l'eterno Peter Pan in tutto, sia nell'arte che nella personalità, quindi i tuoi anni non mutano mai, tu tieni sempre a stessa età, l'età della vita, quindi vorrei anche parlare della tua carriera, ma come faccio? Ci vuole 70-80 anni, 100 anni, 1000 anni, però stai nella storia di Napoli nel mondo, con tanti successi, come faccio a elencarli? È impossibile, ti dico solo che ti auguro buona vita e niente, ti voglio bene. Antonio Bonomo, lo scugnizzo eterno. Un saluto con il cuore da Gigi Atrice al mio amico Antonio Bonomo. Canzone, cinema e teatro. Quindi che c'è niente, resterai nella storia di Napoli nel mondo. Lasciateci stare pochi Napoli, lasciateci stare sti Vicciarielli e lasciateci stare Antonio Bonomo con la sua arte. Ti saluto. Si vuole un po' di pizza, che pizza, è fatto in casa. Ciao Antonio, grande amico mio, Antonio Bonomo. Ciao. A pizza pure, te la porto loco. Ciao a tutti, mi chiamo Michele Imparato, ho 15 anni e vengo da Napoli. Ho appena finito di registrare l'opera con il maestro Roberto De Simone al Trianon Viviani. C'era un cast d'eccezione e tutti grandissimi attori. Uno in particolare è proprio Antonio Bonomo, che è un grandissimo attore ed è molto bravo. Gli mando un forte abbraccio e un caro saluto. Buona serata a tutti. Cosa dire?
parlare di Antonio. Antonio è stato il massimo, è stato la canzone, è stata la cultura napoletana nel mondo, e io, a parte il mio intimo amico, ma da ricordare i nostri festival all'estero in America, ed è commovente. Lui rappresenta la canzone napoletana, paladino di tutto il mondo della canzone napoletana. Ti do un bacio, Antonio, ti voglio tanto bene. Che bello, Madonna, Ecco qua. quanti cari amici. Ti è Ragazzi, piaciuto Tu per Tu? mamma mia, Vorremmo che dicessi qualcosa a proposito. sono felice. Salutiamo dopo Naturalmente- insieme. Sì. Adesso, Sì, Adesso ok. un ultima ultimo canzone. momento e benissimo. poi ci salutiamo. Ok, Va bene? Va bene. Maestro, che cosa vogliamo cantare? Forse sarà su cielo chi ne stelle, Maria Maria. Forse saranno stucchia così belle, Maria Maria. Forse l'amore che mi sento qua, ma io non ci credo che tu mi volessi. Tu non sai che mi stai di te. Si te ne vai, non posso più campare, lo si camera poco, fallo sto da su fu, cadi in dono. Appicciata tu, si te ne vai, o sai che me ne vuoi, lo sai che me ne vuoi, che senza stucchi tu non campa chiù. Benissimo, non Benissimo, potevamo messo al concludere. centro. Scusa. C'è anche Ecco, Mauro Nardi anche lì che l'esultanza di si Mauro sta Nardi. facendo la clap da Grazie, dietro. ciao Si sta Mauro. preparando per la trasmissione di dopo. Ciao Torino, in bocca al lupo pure a te. Antonio, ti ringrazio. Non potevamo concludere meglio No, questa ragazzi, prima io sono edizione. emozionatissimo, vedete, insomma, ho ancora un po' di lacrime che mi... Comunque è stata una bellissima trasmissione, sono contentissimo. Vorrei anche ringraziare Angelo, ringraziare il direttore, ringraziare tutti quanti voi, ringraziare il maestro, Nunzio soprattutto Ricci, sì, lo Nunzio, Grazie, Nunzio. che si è messo a disposizione. E io e Ida ringraziamo Luciana, che ci ha aiutato. grazie sì, Luciana. Ci ha aiutato in questi video. Appunto, mi avete Sei tolto. stata grandiosa, efficiente, efficientissima. Allora, noi Grazie. vi diamo appuntamento ad ottobre per ecco, la seconda edizione di A Tu per Tu, però bolle in pentola un qualcosa di bello, di innovativo, di giovanile, con al capo il professore Antonio Daddio, che ci terrà un po' a bada, a noi un po', ecco, come ci hai chiamati prima? A noi un po' birichini? Sì, Ma sì, molto dai. birichini. Miti e meteore a partire da martedì prossimo 27 di aprile dalle ore 20:40. Miti e meteore. Però voglio ricordare che per chi si fosse perso, per chi vuole rivedere questa puntata con il grande maestro Antonio Buonomo, lo può fare domenica alle ore 21 in replica su Partenope TV, quindi grandissima puntata in replica e poi anche su YouTube, quindi non la perderete.
Domenica sarò seduto, me la vedo io, Sì. me la godo io. E ringraziamo la Voce di Napoli, grazie Bruno Cirillo e tutti coloro che ci hanno messaggiato. Ciao Bruno. Un bacio. Grazie, buona serata e ancora grazie al Buon maestro. proseguimento con Mauro Nardi, Ciao. Tu diventa bello ogni cosa, niente mondo in una scatola rosa, ci stringiamo e diventiamo bambini, tu che scappa e io ti voto cuscire, mamma mia si sta appiccicata, non domanda manca si ha già mangiato.